Il cartello vicino al pontile parla chiaro: pericolo, vietato tuffarsi, ripetuto anche in inglese, ma alle volte non serve a nulla. Capita che qualche turista lo ignori. Il fondale a lato dei pontili in realtà è molto basso e gli incidenti, spesso gravissimi con ragazzi rimasti paralizzati, sono frequenti. Quest'anno a Jesolo i feriti per colpa di un tuffo ammontano a 4. Ecco allora che l'ASL 4 ha deciso di far partire una campagna di sensibilizzazione sui rischi dei tuffi dai pontili. È importante far capire, in particolare ai più giovani, come certi comportamenti, magari fatti senza pensare, possono avere delle conseguenze che si pagano per il resto della vita. Questo fenomeno che interessa soprattutto giovani, giovanissimi soprattutto dei paesi dell'est che non conoscono il nostro mare. Tuffarsi da un pontile a quell'altezza là vuol dire rischiare la vita, vuol dire passare la vita in una carrozzina per il resto dei propri giorni. Sempre nell'ottica della prevenzione è andata in scena una dimostrazione sull'efficacia della rete di soccorsi sulla spiaggia e in mare in caso di emergenza. In spiaggia sono andate in scena 2 simulazioni: il soccorso ad una persona colpita da arresto cardiaco da parte del personale addetto al salvataggio di Jesolo Turismo, prontamente rianimata con utilizzo del defibrillatore e affidata alle cure del SUEM. Poi l'intervento della Guardia Costiera con recupero di una persona colta da un malore in alto mare e affidata ai bagnini per il trasporto a riva, per essere quindi presa in carica a terra dal personale del SUEM e una volta stabilizzata trasferita in ospedale per le cure del caso. In questo sistema la Guardia Costiera è attiva e opera 24 ore su 24 con unità e personale altamente qualificato per prestare soccorso in mare e affidare il malcapitato alle cure del 118 grazie ad un protocollo d'intesa che qui in Veneto è stato siglato con le ASL. In caso di emergenza in mare comunque è importante chiamare il numero blu 1530, che è un numero gratuito che può essere raggiunto sia da cellulare che da rete fissa.